Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Eccoci qua, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, puntata mattutina di Friuli TV Linea Diretta, con noi Roberto Fedele, sindaco del comune di Trivignano Udinese, al quale do il benvenuto e il buongiorno, signor sindaco. Buongiorno a te Omar e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, perché ho chiamato Roberto Fedele? Perché vogliamo sentire un attimo che l'aria che tira nei piccoli comuni, no? Dopo i vari passaggi, pandemie, proroghe, DPCM e via dicendo. Allora, signor sindaco, cosa si racconta a Trivignano? Ci siamo sentiti, devo dire, molte volte in questi ultimi anni, perché le grandi criticità che hanno così colpito i piccoli comuni, che poi io non mi dimentico mai di dire che rappresentano più del 70% dei comuni italiani, quindi insomma devo dire quasi l'intero paese. Il Covid, devo dire che questa pandemia ha messo ancora più in luce le grandi criticità che noi abbiamo e che non sono state assolutamente risolte. Ci siamo ancora di più rimboccati le maniche, perché è chiaro che in una pandemia noi stiamo tout court, come si usa dire, sostituendo a pieno titolo molti dei servizi che magari per vari motivi di difficoltà di collegamento, di raggiungimento appunto da parte degli utenti in qualche maniera cerchiamo di dare, e evidentemente la situazione è ancora molto critica e molto difficile. Certo. Senta, lei ha detto insomma situazione difficile e molto particolare, però di certo la politica non sta aiutando, anzi. Ma adesso non voglio dire che la politica utilizzi come alibi questa pandemia, che ovviamente ha la priorità e l'interesse globale del mondo, e quindi tutti i paesi sono impegnati per risolvere questo difficile problema, ovviamente. Però è chiaro che dentro la pandemia ci sono anche i servizi che gli enti locali erogano ormai da sempre ai cittadini, dei quali non ci si può dimenticare. Quindi non vorrei che passi un po' questo mio termine così un po' provocatorio, che questa pandemia diventi un po' il capro espiatorio in qualche maniera per giustificare le criticità che ancora esistono e che non sono state risolte. Certo, ricordiamole anche queste criticità, perché non esiste, come ha detto lei, solo il Covid-19, ma esistono vari passaggi. Vedi il discorso legato al fatto che i comuni non possono più di tanto spendere, sul fatto che tutte le infrastrutture da poter realizzare sono, eccetto quelle già avviate, lasciate momentaneamente in stand-by perché si attende notizie. C'è il discorso ancora relativo a questi enti intermedi. Si è passati dalle UTI, adesso si passa alle cosiddette comunità locali, che più o meno gira la minestra, mi sembra di aver capito sempre quella, in attesa del ripristino delle province in Friuli Venezia Giulia, no? Ma sì, in realtà il problema è chiaro che il Friuli Venezia Giulia, essendo una regione a statuto autonomo, vede la potestà legislativa nell'ente regionale, che chiaramente può legiferare in qualche maniera, soprattutto nel campo delle autonomie locali. Il problema è anche nazionale, perché alla fine i comuni che di fatto, appunto, come dicevo prima, erogano la maggior parte dei servizi, non hanno le mani libere, perché questa autonomia degli enti locali, che un po' è stata così dichiarata ai 420 già, insomma, con le varie modifiche costituzionali che sono state fatte in tutti questi anni, in realtà il sindaco, o meglio l'amministrazione locale, non ha le mani libere per poter decidere in qualche maniera
le sorti di quei servizi che poi i cittadini chiedono, no? E molte volte appunto i cittadini sono convinti e difatti vengono da me spesso e volentieri anche durante questa pandemia per chiedermi delle cose che io da solo non posso dare, perché chiaramente o la regione o lo Stato centrale deve decidere, e quindi noi ci troviamo un po' con questo cerino in mano dove ancora il cittadino è molto convinto che il sindaco in particolar modo abbia questo grande potere decisionale che di fatto non ha, e quindi siamo lì praticamente in mezzo al guado. Senta, 2020 che anno è stato per per Trivignano, esclusa la pandemia, nel senso che opere avete messo in atto, cosa siete riusciti comunque a portare avanti nella difficoltà? Ma allora noi sostanzialmente abbiamo tutta una serie di opere pubbliche che sono pronte a partire e che evidentemente, adesso non voglio utilizzare io questo alibi della pandemia, ma di fatto è accaduto questo, si sono fermate in attesa appunto di poter far ripartire i cantieri che in qualche maniera sono già anche in fase avanzata per alcune opere. Parlo della viabilità, della messa in sicurezza delle strade, della regimazione idraulica, i problemi degli allagamenti, insomma, che ancora seppur minimi ci sono, e tutta una serie poi di opere pubbliche che riguardano appunto anche il patrimonio immobiliare, per esempio del nostro comune, quindi un'area camper che doveva partire, che ancora è in fase esecutiva, non è ancora partita, quindi con un annesso centro ricreativo. È chiaro che il 2020 è un anno da dimenticare sotto tutti i profili. Ci siamo concentrati prevalentemente a dare supporto proprio pratico alle famiglie, perché ci hanno chiesto di tutto di più in questi momenti in cui il lockdown non consentiva appunto di potersi spostare, e più c'è l'aspetto poi appunto della patologia che vede delle famiglie ancora in isolamento e che noi diamo tutti i giorni supporto non solo con informazioni ma anche proprio pratico attraverso i volontari della protezione civile per l'approvvigionamento, per esempio, non so, di beni alimentari piuttosto che farmaci, o la raccolta dei rifiuti che sono sottoposti a protocollo sanitario. Per quanto riguarda invece i disservizi con le poste, anche nel suo comune si sono registrati tali? Ma mi fa un po' sorridere questa domanda, Omar, perché in effetti io sono molto arrabbiato, ma molto arrabbiato con Poste Italiane, perché io andai già 2 volte a Roma in quella convention che fu fatta, insomma, fummo invitati i sindaci di tutta Italia, no, per far vedere con la presenza del governo, praticamente con tutta la sua composizione massima dei ministri, quindi c'era praticamente anche il Premier Conte, dove ci hanno dimostrato l'efficienza di Poste Italiane appunto nell'erogare i servizi che loro dovrebbero erogare. In realtà tutto questo non accade, io sono molto arrabbiato, ho contattato i vari direttori che poi cambiano veramente come il tempo. I direttori di un tempo di provinciali di Poste Italiane diventavano un punto di riferimento per noi sindaci. Oggi tu telefoni e il direttore è cambiato e si è spostato da Udine, è andato a Verona, da Verona è andato a Milano e quant'altro. E noi ormai abbiamo ricevuto anche delle lettere da parte di Poste Italiane a livello nazionale, a livello centrale, dove ci hanno promesso il Postamat che non è arrivato, ci hanno promesso dei servizi migliorativi. Devo dire che la situazione è devo dire, pessima sotto il profilo di quello che noi chiediamo a Poste Italiane. Ad esempio, Trivignano Dinese è un comune che ha appunto il capoluogo più altre 3 frazioni. A causa anche della riorganizzazione dei servizi bancari, tutti gli sportelli bancari sono stati chiusi. Di recente sono riuscito a portare uno sportello, insomma, che non è proprio uno sportello bancario, ma in realtà offre servizi bancari, ma in realtà siamo sprovvisti per esempio del Postamat che ho chiesto più volte, che consentirebbe ai cittadini di non farsi, appunto anche in piena pandemia, 7, 8, 10 chilometri per andare anche a prelevare del contante. Questo è assolutamente inaccettabile per un comune come certo. Ci sono anche dei casi in cui, come lei ha sottolineato, dove va detto ci sono magari dei piccoli comuni dove hanno tutto, e ci sono dei piccoli comuni come il suo dove i servizi essenziali praticamente sono resi quasi a zero, no? Dove una persona, soprattutto mettiamoci nei panni di una persona anziana che gioco forza deve prelevare la pensione,
o per un motivo o per l'altro, insomma, se deve recare imposta a suo appuntamento, aspettare ore e ore perché in base ai nuovi DPCM, distanze, eccetera, devi fare tanto tempo, non molto pratica, magari nemmeno nell'uso della tecnologia moderna, i risultati sono questi, no? Poi alla fine. Ma guardate, per farvi un po' sorridere, io proprio come inizio d'anno nuovo 2021 mi è saltato sostanzialmente il mio telefono, che è quello che utilizzo per le mie attività, anche di sindaco ovviamente, no? E sono ormai alle prese con 10 giorni per ripristinare la mia normalità di contatto con tutto quello che è la digitalizzazione del sistema pubblico, quindi figuriamoci una persona anziana che oggi deve trovarsi alle prese con questi servizi che, per l'amor di Dio, sono utili, però non dobbiamo dimenticare che ancora il cittadino ha bisogno della presenza fisica dell'operatore, dello sportello, ma soprattutto della persona che gli dia, non dico in tempo reale, ma in tempi brevi, una risposta. Penso anche alle visite mediche, penso a tantissimi servizi. Il sindaco, devo dire, che rimane l'ultimo baluardo, ed è per questo che noi in questi periodi, soprattutto di pandemia, siamo veramente in grandi difficoltà, perché il cittadino medio, che molto spesso appunto è anziano, ci telefona e ci chiede di tutto di più, perché proprio non riesce, attraverso anche i portali della digitalizzazione, insomma, del sistema pubblico, a raggiungere quei servizi per i quali lui, insomma, non ce la fa, Certo. non ce la fa. Ecco. Senta, tra l'altro i sindaci dei piccoli comuni sono anche quelli un po' in mezzo alle pacche, no? Tanto per essere chiari, perché essendo il comune piccolo, nel senso del numero di abitanti, magari sono dei comuni piccoli che hanno meno di 1000 abitanti, però un territorio vasto, si trovano sempre in mezzo al guado, come ha detto lei, perché punto uno, siete facili da rintracciare, seconda cosa, la gente si arrabbia, terza cosa, vista la situazione, insomma, c'è poco da stare allegri, no? Ma è vero, in effetti guardi, proprio ieri ho sentito un già sindaco che adesso ricopre ovviamente una carica istituzionale più prestigiosa, anche se io dico sempre che la più prestigiosa rimane sempre quella del sindaco, ci mancherebbe. E la cosa che mi fa un po' specie è su questo, insomma, su diversi portali a livello nazionale mi sono espresso anche in questi giorni, dove insomma ci confrontiamo con centinaia di colleghi in tutta Italia. La cosa che fa più specie è vedere molti nostri colleghi che sono finiti nelle massime assemblee rappresentative, istituzionali e legislative del nostro paese. Penso al nostro governo, penso appunto alle nostre camere piuttosto che al nostro consiglio regionale, quindi molti nostri colleghi che hanno vissuto questa esperienza di criticità sul campo sono andati in luoghi importanti della politica, soprattutto a livello legislativo, però abbiamo un po' perso il contatto di queste persone, no? Quindi io mi aspetto ancora che sia a livello nazionale che a livello regionale, insomma noi abbiamo un consiglio regionale che è per più della metà rappresentato da già sindaci, diano veramente un grande supporto a chi come noi ancora è rimasto in trincea. Certo. Senta, signor Sindaco, per concludere, poi la lascio, che novità ci saranno per i cittadini di Trivignano Udinese nel 2021? Novità positive, nel senso tasse e via dicendo. Cosa proporrete ai vostri concittadini? Ma noi stiamo lavorando in questi giorni anche, abbiamo già assestato delle risorse che ci sono state trasferite dallo Stato, ma anche risorse, fondi nostri che abbiamo messo a disposizione e delle imprese e dei cittadini. Il vero tema è la complessità normativa con la quale noi poi queste risorse le concederemo e troveremo senz'altro il modo, attraverso i nostri tecnici, di erogare queste somme per dare un aiuto concreto sia alle famiglie che anche alle imprese. Non sono tante, a Trivignano parlo soprattutto di quelle imprese, penso ai bar, per esempio, la ristorazione in particolar modo, che ha dovuto chiudere, quindi si sono trovate in grosse difficoltà. Abbiamo abbattuto più del 50% per esempio della Tari, e lì è chiaro che abbiamo dato una mano, insomma, concreta già nelle cartelle che sono state distribuite, hanno visto, insomma, un consistente diminuzione appunto di quello che è il costo che queste aziende devono sostenere, ma che in realtà con la loro chiusura non hanno potuto chiaramente incassare nulla sostanzialmente, no? E poi tutta una serie di provvedimenti, i buoni spesa che abbiamo messo a disposizione delle famiglie. Adesso proprio oggi delibereremo in giunta ulteriori risorse per queste famiglie in difficoltà per poter acquistare generi di primo conforto, generi alimentari.
e poi chiaramente in proseguio quello che sarà anche poi il monitoraggio della situazione economica e sociale del nostro territorio. Siamo in contatto tutti i giorni anche con l'assistente sociale, che tutto sommato per quello che riguarda il nostro comune non ci rileva particolari criticità, insomma, che stiamo comunque monitorando soprattutto nei casi quelli più evidenti. Bene, io ringrazio il sindaco di Trivignano Dinese Roberto Fedele per la partecipazione. Insomma, ci auguriamo, signor sindaco, che le cose in questo 2021 diano segnali positivi, no? Non solo a parole ma anche sui fatti, e buon lavoro, come si dice in questi casi. Grazie, ce lo auspichiamo. Io credo insomma che il 2021 per forza dovrà essere un anno di ripresa e di riconquista dei nostri spazi, soprattutto di libertà, ma io aggiungo anche economici. Grazie a voi. Bene, grazie anche a lei, grazie ai nostri amici e amiche della Visione all'Ascolto. L'informazione su friulitv.net torna intorno alle 14 con linea diretta, anzi linea notizie oggi, con gli aggiornamenti per quanto quello che è accaduto concerne la cronaca sul territorio. E allora restate con noi e, come si dice, mandi alla prossima. Mandi alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.